Che dici? Possiamo partire? Dice Vito? Sta registrando? Ok, ciao. Gentili telespettatrici e gentili telespettatori, benvenuti Stadio Torino 49 di Putignano. Siamo nella terra dei trulli e siamo inopinatamente nella terra della pioggia perché piove ininterrottamente da molte ore e continua con una pioggia insistente, se non proprio battente, anche qui sul sintetico di un campo sportivo intitolato a quella che probabilmente è la più grande squadra italiana, una squadra incompiuta perché la tragedia di Superga ne impedì ogni sviluppo. Torino 49 e quindi l'impianto sportivo sulla direttrice per Conversano che ospita questa partita che si giocherà tra poco. Parliamo di calcio femminile, parliamo di 62esima edizione del torneo delle regioni che si svolge in Puglia e del quale ecco gli arbitri che precedono in fila indiana le 22 calciatrici che daranno vita a questa prima partita in contemporanea con le altre tre naturalmente, dei quarti di finale del torneo delle regioni che vede insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale Puglia come organizzatore, vede Antena Sud, Teleregione, il gruppo editoriale Distante più in generale come media partner, e quindi siamo qui a raccontarvi un po' tutte le partite, un po' tutti gli eventi sportivi di questa kermesse a livello nazionale che vede impegnate le squadre giovanissime, under 15, allievi, under 17, juniores, under 19 e la femminile. La femminile gioca alle ore 14 e con puntualità, con precisione quasi svizzera, sono le ore 14 meno un minuto. Anche gli arbitri stanno per fare il loro dovere, sono tutti arbitri del CRA Puglia e questa è una delle novità di questo torneo delle regioni: 60 arbitri, 60 fischietti e 90 assistenti, quindi 90 bandierine, proprio gli assistenti che sono Nicola Lapadula e Luca Giangregorio, rispettivamente numero 2 e numero 1, che vanno a verificare che le reti delle porte del Torino 49 siano integre e quindi tutto è a posto per cominciare la partita. Si battono il 5 Veneto e Marche che cercheranno di accedere alla semifinale e lì li aspetterà una fra Lombardia e Umbria che a Noci, non molto distante da Putignano, stanno per affrontarsi nella seconda delle dei quattro quarti di finale. L'altra è Calabria-Abruzzo ad Alberobello e poi Trento-Lazio che si gioca al Curlo di Fasano. Come vi dicevamo, inclemente il tempo e pare dalle previsioni meteorologiche che lo sarà fino a venerdì. Insomma, questa seconda fase, ma un po' tutto il torneo delle regioni, purtroppo, nonostante si svolga tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, nel periodo pasquale come da tradizione, si svolge sotto un tempo davvero poco fortunato. Per fortuna per oggi non c'è pioggia ed ecco cominciato il primo tempo con soli 2 minuti o poco meno di ritardo rispetto all'orario canonico fissato per la categoria femminile. Come vi dicevo, si affrontano Veneto e Marche e il saluto da Vito Bricigallo che fruirà dell'assistenza tecnica e delle immagini di Lorenzo Angiuli. Subito una rimessa con le mani da parte di Vernocchi. Il Veneto è in completa tenuta blu, le Marche in tenuta granata.
Ecco le Marche che prova a sfondare per vie centrali con forse c'è stato un piccolo sta per succedere qualcosa in area di rigore. Libera la formazione in tenuta blu. Lancioni. Preciso quindi in tenuta blu le Marche, in tenuta granata il Veneto. Si gioca sulla distanza di 40 minuti, nel caso ci sia la fine degli 80 minuti più il tempo di recupero, il risultato sia di parità. Si procederà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari e questo naturalmente ci rimanda inevitabilmente alla partita delle partite, a Italia-Bosnia che si è giocata ieri sera nella Bosnia-Erzegovina e che ha visto la capitolazione della nazionale che ancora una volta non andrà ai campionati mondiali. Questa invece non è una rassegna mondiale ma è una rassegna nazionale e c'è grande attesa naturalmente per la Puglia dal punto di vista dell'organizzazione, direi praticamente perfetta fino a questo momento, salvo che per la meteorologia e proprio in questi 3 giorni, ripeto sempre come dicono, come prevedono i meteorologi, ci sarà davvero cattivo tempo. Intanto però si gioca anche con il maltempo, ci mancherebbe altro, e sicuramente ci sarà un bello spettacolo. Il Veneto intanto prova ad attaccare con Marchesin sul settore di destra, ma la palla è finita in fallo laterale. Quasi 4 minuti di gioco, in possesso della palla il portiere del Veneto, Gangi, e ancora attacca la formazione, prova ad attaccare quantomeno la formazione allenata da Carlo Marinaro, il vice del primo allenatore del commissario tecnico. E c'è un bel tiro che finisce di poco fuori da parte del numero 11 del Veneto, Pisoni. Veneto che si è fatto subito più propositivo. Il Veneto proviene dal girone D, che è il girone a 3, in quanto purtroppo il torneo delle regioni ha dovuto registrare la defezione del Molise per quanto riguarda la rappresentativa femminile, 19 quindi le squadre, un girone è stato a 3 squadre, quindi il Veneto a San Vito dei Normanni ha giocato tutte e 2 le partite del torneo di qualificazione, la prima l'ha vinta addirittura per 7-1 contro la Sardegna, la seconda l'ha vinta 3-1 contro il Veneto. Tripletta di Perego in occasione della prima partita. Perego che non è in campo dall'inizio, ma ancora Veneto in avanti con il cross e la parata abbastanza sicura di Ilaria Borghiani, portiere delle Marche con il numero 1, invece il portiere della formazione della selezione Veneto è il numero 12 ed è Chiara Gangi. E vediamo quindi le formazioni, cominciando dalle Marche, mentre seguiamo ancora il Veneto e c'è un'altra parata da parte di Borghiani sulla conclusione di Valentina Barison e mette la palla in fallo laterale.
Al 6° minuto quindi il primo tiro in porta molto pericoloso. Valentina Barison ha impegnato Borghiani. Manca la palla in area di rigore, un difensore delle Marche lascia scorrere Borghiani, la palla in fallo di fondo. Si ripartirà quindi con la rimessa del portiere classe 2008. Fra circa un mese compirà i suoi 18 anni Ilaria Borghiani. Eccola qui in possesso di palla, completo verde fluorescente. Prova ad impostare, ha qualche difficoltà nell'impostazione dell'azione offensiva la formazione di Antonio Censi. Ancora il Veneto, intensità. Marchesin, Guizzo mette la palla in mezzo, viene fermata dalla difesa, ma ancora Sofia Daniel, niente da fare, palla che finisce in fallo di fondo. Quindi vi dicevamo che le Marche gioca con Borghiani in porta, Gigli e Polenta sono i difensori centrali, Fabozzi è il difensore laterale, Mandolini opera a destra, Amatucci è il playmaker con la maglia numero 2. In mezzo al campo con il 15 Lancioni, con l'8 Della Chiara, con il 3 Baldassarini, con il 6 Canestrare. Baldassarini opera a destra, Canestrare a sinistra. L'attaccante di riferimento è con il numero 11 Gentile. I numeri di maglia della Gigli e della Polenta sono il 14 e il 20, la Fabozzi con il numero 10. Ancora Veneto in avanti, prova sulle fasce laterali a mettere in difficoltà la formazione marchigiana. Guizzo che gioca a sinistra, prova la deviazione in acrobazia ma non riesce a colpire il pallone Pisoni, uno degli attaccanti insieme a Barison e a Sartori, che invece è la punta centrale. Gangi il portiere per il Veneto, Pittarello difensore centrale, poi Marchesin e Vernocchi con il numero 8 e con il numero 20, Pittarello il numero 13, con il numero 4 il regista di riferimento è Daniel, con il numero 6 Guizzo, con il numero 15 Renesto, con il numero 9 Pasquali, e poi, come vi abbiamo detto, le due laterali sono Pisoni con l'11 e Barison con il 2, l'attaccante è con il numero 16 Sartori, che fra l'altro è stato autore dell'ultimo gol nella partita, nella goleada del Citiolo di San Vito dei Normanni con la Sardegna. Eccola proprio Sartori che smista per Renesto. Non riesce proprio le Marche a dare consistenza alle ripartenze. Il Veneto in questo primo frangente di gara, siamo passati 10 minuti, sta governando il match. Guizzo, Alice Guizzo, intervento poco ortodosso di due calciatrici, ma la palla finisce. E le Marche che prova il contropiede, supera la linea centrale del campo, la palla è verso Gentile ma viene fermata da Pasquali. Pasquali e Pittarello sono i due difensori centrali. Vernocchi, come ho detto, è il difensore a destra, Marchesini il difensore a sinistra. Eccola Pittarello pronta al rinvio. È Sartori che lotta contro Gentile. Non so se giungono i riflessi della voce di Antonio Censi che dice a Valentina Canestrari che deve attaccare quando la palla arriva dalle parti di Gentile, l'attaccante, la punta di riferimento. La vediamo presa dalla morsa di
Pasquali e Pittarello. Ancora sulla destra il tentativo del Veneto, finiscono a terra le due calciatrici, nulla di particolare. L'assistente numero 2 di Raffaele Delle Foglie, vale a dire Nicola Lapadula, segnala che si tratta di rimessa dal gioco, rimessa dal fondo, e quindi si riprenderà il gioco con la battuta di Ilaria Borghiani. Il campo sportivo Torino 49 di Putignano ha una piccola gradinata, poco profonda ma molto lunga quasi quanto il campo sportivo, quindi sarà più o meno una settantina di metri, ed ha una copertura, insomma, che quantomeno in qualche modo ripara dalla pioggia, anche se la postazione dell'operatore e del giornalista, del cronista che vi sta parlando è abbastanza di fortuna. Però l'importante è raccontarvi le imprese, le gesta di tutti gli atleti e le atlete del 62esimo torneo delle regioni. Ricordo ben oltre 2000 ragazzi e ragazze che sono arrivati in Puglia da tutte le parti d'Italia, 20 rappresentative, tutte le regioni naturalmente rappresentate. Vi ricordo che sono, mentre attacca le Marche ma perde palla della Chiara, vi ricordo che Piemonte e Valle d'Aosta rappresentano un unico comitato. Valle d'Aosta è molto piccola evidentemente, con pochi abitanti, e invece il Trentino Alto Adige presenta due rappresentative distinte, una per l'Alto Adige, il Sud Tirolo come vogliamo chiamarlo, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, e l'altro per il Trentino, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento. Bolzano non ha qualificato alcuna squadra alla fase ad eliminazione diretta, e tra le grandi sorprese, dobbiamo dire, di questo torneo vi è il fatto che Piemonte e Sicilia sono fuori con tutte le rappresentative, due grandi tradizioni nelle partite finora disputate, 117 al netto di quelle di oggi naturalmente, di quelle che si sono disputate stamattina, delle 16 che si sono disputate stamattina fra giovanissimi e allievi. Sono stati realizzati 294 gol. Ho detto 16, naturalmente sono 8, sono 16 in tutto. La palla finisce in fallo laterale, ci sarà la rimessa in gioco con le mani da parte del Veneto. Il capitano è Marchesin. La partita ora sta vedendo un maggiore equilibrio, c'è probabilmente un fallo da parte di Pisoni. È rimasta a terra, c'è qualcosa che non va proprio per il capitano. Accorrono i sanitari della rappresentativa veneta, mentre Antonio Censi chiama a sé una delle atlete delle Marche per dargli dei ragguagli dal punto di vista tattico. Si tratta di Sofia Polenta, uno dei difensori centrali della rappresentativa marchigiana.
anche se di acqua ne sta piovendo tantissima, ne sta cadendo tantissima dal cielo. Approfittano, diciamo, della pausa per l'infortunio a Marchesin per rifocillarsi un po' le ragazze impegnate in questo quarto di finale. Le Marche si sono qualificate grazie alla vittoria sull'Emilia Romagna per 1-0 a Parabita e alla vittoria proprio sulla Puglia per 1-0 a Matino. La Puglia purtroppo ha perso tutte e tre le partite. Le Marche invece, grazie a 2 vittorie, poi c'è stata la sconfitta contro Trento, che ha vinto tutte e 3 le partite e quindi è una delle favorite, almeno a giudicare da quello che è accaduto nel girone di qualificazione. Quindi ricordiamo ancora Marche-Puglia il 30 marzo 1-0, partita decisiva naturalmente per le Marche. La Puglia dopo le prime 2 sconfitte era praticamente fuori. L'Emilia Romagna si è classificata al terzo posto, mentre Trento con 9 punti e Marche appunto con 6 si sono qualificate come prima e come migliore seconda, e quindi questo quarto di finale vede di fronte una delle prime, il Veneto, contro una delle migliori seconde, Marche. Così vuole il regolamento ed è giusto che sia così. Naturalmente si parte senza tener conto in alcun modo di quanto accaduto nel girone di qualificazione, si parte alla pari e ci mancherebbe altro, e infatti si stanno più o meno battendo alla pari Veneto e Marche, anche se la formazione veneta, la formazione del Leone Alato ha sicuramente cominciato con un piglio diverso, un piglio più propositivo. Ci fa piacere che Michela Marchesin, che ha compiuto 19 anni a novembre scorso, sia tornata, eccola qui in possesso di palla, sia tornata in piena efficienza in campo dopo l'infortunio. Ed eccola battere la rimessa con le mani, mentre siamo in prossimità del 20° minuto di gioco. Il risultato è di 0-0. Ricordo ancora una volta, si gioca sulla distanza dei 40 minuti per tempo. In caso di parità al termine della gara, dei tempi regolamentari, ci saranno direttamente i calci di rigore. E naturalmente in palio c'è la qualificazione alla semifinale. Ora l'invito di Antonio Censi è ad Aurora Gigli. Dice di giocare con calma, di giocare con pazienza, di non farsi prendere dall'ansia. Sofia Polenta. La palla finisce nella zona della tribuna. Uno dei volontari dei tesserati della Quercia di Putignano che gestiscono il campo sportivo Torino 49 è Lorenzo Giliberti, ex difensore del Putignano, che disputò, allenata da Vito Sgobba, da un giovanissimo Vito Sgobba alla fine degli anni 80, disputò la Coppa Italia. Ancora in avanti il Veneto, che ottiene un calcio d'angolo. 21° minuto di gioco del primo tempo, 0-0, calcio d'angolo che viene battuto da
Michela Marchesin, uno dei motori del Veneto, insieme a Sofia Daniel, che vediamo ora arretrare, anche insomma per i suoi non molti centimetri, non va in area di rigore. Ecco il bel cross, manca il colpo di testa l'attaccante veneto e la palla finisce dopo un tocco di un atleta marchigiana, finisce per fortuna delle Marche tra le mani di Borghiani, che ora si accingerà al rinvio. Azione ancora pericolosa, ma resta la bella parata di pochi minuti fa al sesto del portiere Borghiani su Barison. Palla deviata in calcio d'angolo. Poco prima c'era stata un'altra conclusione del Veneto che si era persa di poco alla destra del portiere Borghiani. Imposta dalle retrovie la selezione delle Marche. Prova a costruire dal basso. Canestrari ha fatto pervenire un pallone in avanti, ma non è riuscito Gentile ad impossessarsene, ed ecco invece la costruzione di Pasquali. Marchesin, Daniel, Guizzo, il tiro di Guizzo e la parata di Borghiani, fuori gioco. Però il fuorigioco è successivo al tiro, in quanto si è impossessata della palla, credo, Sartori, e quindi al 23esimo la seconda parata di Borghiani sulla bella conclusione di Guizzo. Azione costruita sull'asse di centrocampo da Marchesin, da Daniel e poi da Guizzo. L'atleta con la maglia numero 6 ha lasciato partire un destro che fra l'altro aveva una traiettoria abbastanza, come dire, sinuosa, e quindi è stata molto brava Borghiani, Ilaria Borghiani, a mandare la palla, a respingere la palla, della quale poi si è impossessata Sartori, ma non poteva, anzi credo Pisoni, ma non poteva perché era in posizione di offside al momento del tiro della Guizzo. Riparte le Marche, seconda parata, secondo intervento di rilievo. Eccola proprio Guizzo in possesso di palla. Gentile fa l'elastico, retrocede molto per provare a coinvolgere il centrocampo delle Marche, ma immediatamente Marchesin e Daniel si impossessano della palla. Daniel tocca un sacco di palloni, eccola lì, gioca anche bene. Palla verso Guizzo, ancora l'asse Marchesin, Daniel, Guizzo. Non riescono ad arginare le azioni delle tre centrocampiste a disposizione di Carlo Marinaro. Urla Antonio Censi, ma la formazione marchigiana non pare in grado di essere propositiva, essere produttiva dal punto di vista anche della qualità del gioco, oltre che dell'intensità, rispetto al Veneto. Guizzo lotta a centrocampo, riesce a mantenere il possesso della palla, ma poi questa finisce in fallo laterale. E c'è un altro infortunio, questa volta è una atleta marchigiana ad essersi fatta male, probabilmente, vediamo. No, si rialza, insomma, nulla di grave, nulla di serio, probabilmente nella parte superiore del corpo, forse la gola o il viso.
nulla di grave, riprenderà sicuramente il suo posto in campo l'atleta in completa tenuta blu. Ora Censi parla con Caterina Baldassarini. Vediamo se riusciamo a individuare l'atleta marchigiana che ha dovuto uscire dal campo di gioco. E c'è la restituzione, fair play naturalmente, che la fa da padrone, ci mancherebbe altro, nel torneo delle regioni. La restituzione del pallone da parte delle Marche al Veneto. Con le panchine a ridosso delle tribune, anzi con la gradinata a ridosso delle panchine, ovviamente le indicazioni degli allenatori sono molto chiare. Delle Foglie viene chiamato dalla calciatrice delle Marche, rientra il sanitario del fisioterapista marchigiano al suo posto. Probabilmente è Gigli ad essersi fatta male. Vediamo che prende la sua posizione a ridosso proprio di Barison, uno degli attaccanti, anzi in questo caso di Guizzo. Uno degli attaccanti del Veneto, che continua a giocare in modo predominante rispetto alle Marche, ma finora non ha concretizzato questa sua miglior propensione alla fase offensiva, anche perché per 2 volte Borghiani gliel'ha impedito, con 2 buonissimi interventi a chiudere, prima su Barison e poi su Guizzo. Canestrari guadagna un fallo laterale, ci sarà la rimessa in gioco con le mani da parte delle Marche, quindi Vernocchi tiene molto da vicino, guarda molto da vicino il suo avversario. Non riesce ancora le Marche ad organizzare una azione d'attacco. Il lungo lancio del capitano Gigli non sortisce ancora effetto. Ora è Barison che imposta per Guizzo, sicuramente tra le migliori in campo. Ecco il cross che però colpisce al capo e c'è un indolenzimento da parte di Amatucci, Giorgia Amatucci. Ancora le Marche che prova ad impostare sulla fascia sinistra, interviene però Delle Foglie e sanziona la spinta ai danni del capitano Marchesin, capitano del Veneto. Arrivano gli arbitri della partita successiva.
Si giocherà il quarto di finale della Juniores con Friuli Calabria, con il Friuli che è il detentore del titolo Juniores. Friuli Venezia Giulia che ha una grande tradizione nel torneo delle regioni. Ne parleremo sicuramente in sede di racconto della seconda partita, che avrà inizio alle 16:30. Ricordiamo i calci di rigore in caso di parità e fino a questo momento non ci sono state reti a rompere l'equilibrio tra Veneto e Marche. 31esimo, quasi 32esimo minuto di gioco, calcio d'angolo per il Veneto che continua ad attaccare la palla in area, palla davanti a Borghiani che poi se ne impossessa. C'è uno scontro con Vernocchio, quantomeno un piccolo contatto con il numero 20 del Veneto e come sempre Pittarello fa buona guardia in avanti. Lungo rilancio di Gangi direttamente in fallo laterale, la palla viene fermata da Antonio Censi, CT delle Marche. Tocca la palla con la mano Gentile, fischia delle foglie e riparte. Buono anche lo stile da parte di Sofia Daniel. Gentile che opera molto bene quando rincula e riesce a fermare la palla spalle alla porta, però almeno fino a questo momento ha predicato praticamente nel deserto. C'è un'iniziativa da parte di Pisoni e il tiro e la grande parata ancora di Borghiani. Questa volta è stata Pisoni. 33esimo minuto di gioco, è assoluta protagonista del match Borghiani. Stavolta davvero in bello stile, il tiro era molto forte, non molto angolato, per fortuna sua naturalmente, ma la parata è questa volta cede Borghiani sul calcio d'angolo, 1-0 per il Veneto. Ha saltato più in alto di tutte, o meglio di tutte, l'attaccante di riferimento Lavinia Sartori ed è il gol dell'1-0, 33esimo minuto di gioco del primo tempo, subito dopo che Borghiani aveva impedito la rete per il Veneto. Nulla ha potuto sul colpo di testa perentorio, sullo stacco imperioso di Lavinia Sartori, che ha mandato la palla in rete da distanza molto ravvicinata. Nulla ha potuto Borghiani in questa circostanza. Calcio d'angolo per le Marche. Vediamo se la formazione in blu riuscirà a mettere insieme una reazione. Meritato, dobbiamo dire, il vantaggio del Veneto finora per quello che ha fatto vedere, soprattutto per le 3 conclusioni che sono state intercettate da Borghiani, l'ultima delle quali quelle che ha preceduto il vantaggio, davvero notevole anche dal punto di vista stilistico. (35esimo) 1-0 per il Veneto sulle Marche. Si gioca, ripeto, a Putignano al Torino 49, Putignano città del Carnevale. E proprio Putignano ha in il comune di Putignano il suo carnevale, la fondazione del carnevale, di uno dei più importanti carnevali d'Italia e non solo. È stato uno dei partner insieme alle Grotte di Castellana, e proprio qui a Putignano si è svolta una delle cerimonie iniziali del torneo delle regioni a febbraio, quando c'è stata la presentazione ufficiale con Gravina, con Abete,
e con i dirigenti, tutti i dirigenti regionali del calcio, naturalmente nella struttura del Consiglio regionale a Iapigia, a Bari. Poi si sono tutti trasferiti a Putignano. 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Il Veneto ha coronato la netta superiorità sulle Marche con il gol di Sartori 3 minuti fa. Uno stacco di testa sul calcio d'angolo, sul cross di Guizzo. E questa volta non c'è stato nulla da fare per Borghiani, ma ora Gentile fuorigioco. Pescata in fuorigioco Valentina Canestrari in una delle, dobbiamo dire, poche azioni offensive delle Marche, che praticamente non ha mai impegnato Chiara Gangi. Sartori perde palla, il colpo di testa di Renesto, Pittarello, la palla finisce in fallo laterale all'altezza della panchina delle Marche. Qualche protesta da parte dello sparuto pubblico, una decina di persone, credo che siano marchigiani, insomma. Magari tutti gli altri sono a guardare i canali, i vari canali su cui, sulle piattaforme sia della Lega Nazionale Dilettanti che soprattutto del gruppo editoriale distante di Antenna Sud, che in streaming sta trasmettendo con copertura pressoché totale il torneo delle regioni, il torneo che si sta disputando in Puglia e che si concluderà venerdì dopodomani con la grande giornata alla Nuova Arredo Arena di Francavilla Fontana, con le 4 finalissime, giovanissimi, allievi, femminile, juniores. In quel caso ci saranno i tempi supplementari, in caso di in quella giornata, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si giocheranno i tempi supplementari nel caso per tutte le partite. Invece quarti e semifinali oggi e domani non prevedono i tempi supplementari in caso di parità, prevedono che vengano battuti direttamente i calci di rigore. Guadagna una rimessa con le mani proprio all'altezza della bandierina le Marche. Viene invitata Sofia Polenta, il difensore di destra, a rimettere in gioco il pallone. Baldassarini non riesce a controllare la palla di testa, non ci riesce nemmeno Amatucci di piede. E c'è il contropiede orchestrato da Pisoni. Pisoni viene fermata, ma riparte ancora il Veneto con Barison che serve Guizzo, che sulla destra fa praticamente quel che vuole. Vernocchi, Guizzo, ancora il cross, ma viene fermato questa volta molto bene da Amatucci. Niente da fare ancora per le Marche. Vernocchi avanza Guizzo, Renesto, ed eccola Sofia Daniel, ed eccola invece Marchesin. E quando gioca in ampiezza il Veneto gioca molto bene. Dai e vai. Ci sono anche tifosi provenienti dal Veneto. Il dai e vai tra Daniel e un minuto di recupero indica invece delle foglie tra Daniel e Marchesin. È una delle cose più belle che abbiamo visto in questa partita. Ancora pochi secondi al termine del primo tempo. Errore da parte del capitano delle Marche, Aurora Gigli, che pochi giorni fa ha compiuto, esattamente giovedì, ha compiuto, quindi mentre era qui, no, giovedì 26 no, non era ancora
arrivata in Puglia, mentre si accingeva a venire in Puglia, ha compiuto 20 anni. Fischia Raffaele Delle Foglie, finisce così il primo tempo di questa partita valida per i quarti di finale del torneo femminile al Torneo delle Regioni, 62esima edizione 2026 che si disputa in Puglia. Veneto in vantaggio per 1-0 sulle Marche al 33esimo. Il gol con un imperioso colpo di testa di Sartori su corner battuto da Guizzo. L'appuntamento è a fra pochi minuti per il racconto del secondo tempo.
Sta per avere inizio il secondo tempo di Veneto Marche, una dei quarti di finale, una partita che vale per l'accesso alle semifinali del 62esimo torneo delle regioni che si svolge in Puglia, qui al Torino 49 di Putignano. Sotto la pioggia stanno per entrare i primi due ricambi, il numero 7 del Veneto, vale a dire Alessia Iannello, e il numero 3 della stessa rappresentativa veneta, Federica Crepaldi. Non abbiamo in questo momento indicazioni sulle atlete che sono andate a sostituire Veneto, che è in vantaggio per 1-0. Il gol messo a segno mentre è iniziato in questo momento la ripresa. 1-0 il gol messo a segno da Sartori al 33esimo del primo tempo, con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Guizzo, ma dobbiamo dire che la formazione Granata, il Veneto, che attaccherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra rispetto alle immagini che state vedendo e che sono assicurate da Lorenzo Angiuli. Il Veneto, dicevo, ha assolutamente meritato il vantaggio, arrivato fra l'altro dopo 3 grossi interventi da parte del portiere Borghiani, sicuramente migliore tra le sue compagne. Borghiani che soprattutto qualche secondo prima del vantaggio delle avversarie si è guadagnato la palma di migliore in campo, almeno per quanto riguarda la prima frazione di gioco, con una parata davvero notevole sul tiro di Pisoni, mentre in precedenza si era ben disimpegnata prima su Guizzo e poi su Barison. Veneto costantemente in possesso di palla ha impedito alle Marche qualsiasi iniziativa di carattere offensivo. Infatti il portiere Chiara Gangi, che gioca con la maglia numero 12, non è dovuto intervenire nemmeno una volta per diciamo in qualche modo impedire la marcatura da parte delle atlete marchigiane. Ancora il Veneto in avanti in questi primi secondi della ripresa, forse quantomeno sul filo del fuorigioco una delle nuove entrate, cioè Alessia Ianiello, che opera a destra. Vediamo al posto di chi è entrato. C'è la Vernocchi, il difensore a destra, c'è Guizzo, Alice Guizzo, che è stata tra le migliori della sua squadra. Ed ecco il primo calcio d'angolo della ripresa, che viene battuto proprio dalla formazione in tenuta Granata, con Valentina Barison. Il colpo di testa, ora tocca la palla con le mani, ma forse in modo congruo, diciamo, l'attaccante delle Marche Gentile, che è stata la più lesta prima a colpire in area di rigore per liberare la propria 16 metri. Reclamano il calcio d'angolo le atlete del Veneto, non ne vuole assolutamente sentire l'arbitro, mentre probabilmente, se non abbiamo visto male, non c'è proprio l'attaccante autore del gol con il numero 16, Lavinia Sartori, che abbiamo visto sostituita da Federica Crepaldi, anticipata molto bene da Valentina Canestrari, Giulia Vernocchi. Ed eccola, questa volta sbaglia, l'errore clamoroso, ed è proprio la Federica Crepaldi. Un attimo di disattenzione da parte di Ilaria Borghiani. C'è stato un duro contrasto con il numero 3 appena entrata della Veneto, che è riuscita quindi poi a mettere la palla in porta nella
nella porta appunto completamente spalancata. Eccola qui che rientra nella sua metà campo Federica Crepaldi, mentre ora c'è una sostituzione anche nelle file delle Marche. Esce numero 15 Aurora Lancioni, quarto minuto del secondo tempo. Al suo posto entra il numero 13 Sofia Giacomini. Due invece le sostituzioni. È uscita sicuramente Lavinia Sartori, autore del gol. Al suo posto è entrata Federica Crepaldi, che ha realizzato il gol del 2-0 dopo 3 minuti. È proprio la migliore in campo delle Marche, cioè il portiere Borghiani. Si è fatta in qualche modo irretire dal suo attaccante, anzi dall'attaccante avversario, che è arrivata al contrasto molto duro, piede contro piede con in mezzo la sfera di cuoio. Ha avuto ragione, come quasi sempre accade, l'attaccante, che poi ha comodamente depositato la palla in rete. Eccola la Borghiani ancora impegnata, non può prendere la palla con le mani sul retropassaggio di Fabozzi. E il Veneto ha una grande tradizione nel calcio femminile. Dopo il 1990, prima edizione, con la vittoria, con il trionfo della Puglia, la rappresentativa del Leone veneziano, del Leone Alato, del Leone di San Marco, ha vinto nel 91, nel 92, nel 93, nel 94 la manifestazione femminile non si è tenuta, nel 95, nel 97 e nel 2008. Nel 2015 l'ultima conquista da parte del Veneto con la finale. Ancora un problema nella rimessa delle Marche, la rovesciata e la gran bella parata che aveva dato la palla sotto la traversa. Questa volta è stata Barison, Valentina Barison, al 6° minuto. A fare una cosa che nel calcio fa sempre bene, fa sempre gioire gli appassionati del pallone, e cioè la classica rovesciata. La palla sembrava dovesse finire in rete, ma ancora una volta è stata straordinaria Borghiani, che così in qualche modo riscatta l'errore precedente. Ha mandato la palla a sbattere sotto la faccia inferiore della traversa. La palla sembrava che dovesse entrare, invece, anche se insomma non c'è la tecnologia che segnala quando la palla è entrata tutta. Ripeto, ricordiamo che la sfera deve superare completamente la linea di demarcazione del gol, non c'è la goal line technology, e quindi dobbiamo dare per buona la decisione dell'assistente numero 1 dell'arbitro, che è Raffaele Delle Foglie, e cioè Luca Giangregorio, che non ha segnalato il gol. E ora Crepaldi che si impossessa imperiosamente del pallone. Ancora Crepaldi, che ora si guarda intorno, cede ad Alice Guizzo, ed è sempre una buona idea quando la palla viene data al laterale destro della formazione allenata da Carlo Marinaro, perché è stata tra le migliori, se non la migliore, nel corso del primo tempo per le sue. Ha rischiato seriamente di chiudere definitivamente il match il Veneto con il terzo gol. La palla ora finisce fuori, c'è lo sbandieramento da parte di Giangregorio. Insomma, in un modo o nell'altro Borghiani, Ilaria Borghiani, 18 anni, il 29 aprile prossimo, che è stata grande protagonista, autore di 4 parate, 2 sicuramente
straordinarie, anche perché non è molto, molto alta, insomma, e quindi deve sopperire con diciamo un grande senso della posizione e anche una grande capacità di slancio. Ora c'è un calcio d'angolo che le Marche si accingono a battere, retrocede anche in fase difensiva Guizzo. Il colpo di testa è la prima conclusione nello specchio della porta sul calcio d'angolo. E Sofia Polenta, il difensore di destra, che quando ci sono i calci piazzati in avanti per la sua squadra si porta sempre in proiezione offensiva in area di rigore per sfruttare il suo fisico. 10° minuto, volentieri prendiamo nota del primo tiro in porta delle Marche. Conclusione centrale, non nulla di straordinario per la parata di Gangi, però è comunque interessante perché potrebbe anche voler dire che le Marche, come dire, sente una scossa, sente di stare, che gli sta sfuggendo dalle mani la possibilità di accedere alle semifinali, e ormai un piede nelle semifinali ce l'ha, anche se il 2-0 ovviamente non rappresenta nulla di definitivo nel calcio, poi può succedere di tutto, però ricordiamo che il Veneto sta dimostrando di essere superiore alle Marche che però sono andate alla prima conclusione tra i pali. Undici minuti di gioco del secondo tempo tra Veneto e Marche, 2-0 per la formazione in tenuta granata. Il lancio in avanti, il tocco di testa di Guizzo, ma la palla finisce comodamente tra le mani di Borghiani, che serve Capitan Gigli. Daniel, regista veneta, riconquista il pallone. Guizzo si fa anticipare sul tentativo di passaggio di Pisoni. Ancora Pisoni all'inseguimento della palla, ma controlla tutto Fabozzi. Credo che ci sia un'altra sostituzione, così è, stavolta da parte del Veneto, che non ha i cartelli indicatori del... Entra comunque Alice Tassinati. Ricordiamo 2 le sostituzioni, con Crepaldi che è entrata al posto di Sartori e Crepaldi assegnata. Esce Pisoni. Quindi entra il numero 19, esce il numero 11. 12° del secondo tempo. Istruzioni per Valentina Canestrari da parte di Antonio Censi, allenatore, il CT delle Marche. Ecco la Canestrari in possesso di palla, prova a dare in avanti ma non ci riesce verso Giacomini. Nuova entrata, ricordiamo l'unico cambio al posto di Lancioni dopo 4 minuti della ripresa. 2 minuti dopo il secondo gol. 2 contro 2, tenta il gran tiro, il gran gol, il pallonetto a sorprendere Gangi, Giacomini, ma la palla finisce fuori. 13° minuto di gioco, ancora le Marche con contropiede. 2 contro 2 praticamente, che ha voluto condurre e mettersi in proprio Giacomini, che da 30 metri ha tentato di sorprendere Gangi. Palla alta.
Interessante però l'iniziativa, si è fatta trovare scoperta la difesa del Veneto, che con Pittarello e Pasquali invece, e con Marchesin e Vernocchi sulle fasce ha dimostrato di essere molto attenta alla fase difensiva. Vediamo se ci sarà un tentativo di riscossa da parte delle Marche. Fabozzi con le mani in avanti, lotta Canestrari, non riesce le Marche non riesce a conquistare palla, lo fa in questo momento Baldassarini prova l'iniziativa personale, si sposta a destra, è affrontata dal capitano Marchesin, uno delle migliori nel primo tempo, straordinario per la categoria naturalmente e per il livello, straordinario l'apporto dell'asse composto da Alice Guizzo, Sofia Daniel e Michela Marchesin, che hanno anche costruito un paio di iniziative scambiandosi palla che hanno messo in difficoltà il Veneto, le Marche naturalmente. Veneto che ora riparte con la coppia di difensori centrali, Vernocchi, Pasqualin, perde palla Marchesin, ma il rinvio di Gigli finisce direttamente in fallo laterale. Guizzo perde palla anche lei, la riconquista Daniel, la palla finisce nuovamente in fallo laterale. Qualche accenno di protesta da parte di Amatucci, anzi da parte di Baldassarini. Delle Foglie invita la Guizzo, che credo sia passata dall'altro lato, sull'altro versante di gioco, con l'ingresso di Tassinati, che ora vediamo a destra anche Vernocchi, che è il difensore di fascia sin dall'inizio. Ancora 2 contro 2, Marche contro Veneto, il pallone buono per Giacomini ancora in area, ancora il tiro e la parata abbastanza comoda Sofia Giacomini, che ha già dimostrato di essere piuttosto pericolosa, e quindi al 17esimo ancora lei, sicuramente più propositiva la formazione marchigiana in questo secondo tempo. E lo sta dimostrando anche giocando un po' di più, seppur non c'è pulizia nei passaggi, nella manovra, nella linearità dell'azione da parte delle atlete guidate da Antonio Censi. La rimessa in gioco con le mani di Vernocchi, c'è ancora una sostituzione, dovrebbe uscire Amatucci, 18esimo minuto del secondo tempo, al suo posto il numero 4 Asia Bartocci. Quindi fuori il numero 2 Giorgia Amatucci, dentro Asia Bartocci con il numero 4. Bartocci si piazza al centro del campo, quindi una sostituzione di ruolo tra il play delle Marche e il suo evidentemente naturale sostituto. Il calcio di punizione fischiato da Delle Foglie,
che ora indica il punto in cui deve piazzarsi la barriera, insomma si fa per dire, composta dalla sola Canestrari. Vernocchi indietro, ma c'è un fischio da parte dell'arbitro che forse si invita nuovamente a battere, dice alla Vernocchi che deve attendere il proprio fischio. Ecco la Vernocchi che questa volta opta per un pallone in avanti che raggiunge proprio Guizzo, passata ripeto a sinistra dopo l'ingresso in campo di Tassinati. La palla che sta per finire in fallo di fondo, sì. Sicuramente meno lucida l'iniziativa del Veneto in questo secondo tempo, che pure ha prodotto in avvio di ripresa due occasioni, una che ha portato al gol, al secondo gol, e l'altra con il gol segnato da Crepaldi e l'altra con la traversa clamorosa colpita proprio dalla formazione Veneto al sesto minuto con Barison. Uno dei gesti migliori della partita, forse di tutto il torneo, una rovesciata che è stata deviata sotto la traversa dal portiere Borghiani, che ricorderà a lungo questa partita. Non sappiamo ancora come andrà a finire, però per alcune parate davvero molto interessanti e un erroraccio con il tentativo di rinvio, un attimo di indecisione è costato il secondo gol del Veneto, con la Crepaldi appena entrata fra l'altro nel secondo tempo, ci ha messo 250 secondi più o meno per andare a rete, è andata al contrasto con il portiere, è entrata al posto della Sartori, autrice del gol del vantaggio del Veneto al 33esimo del primo tempo. Ancora Vernocchi alla battuta della rimessa in gioco con le mani, c'è una spinta abbastanza evidente da parte di Crepaldi, quindi probabilmente ci sarà un calcio di punizione per le Marche, non se ne avvedono le ragazze marchigiane. Indica il punto di battuta delle foglie Giorgia Fabozzi per Ginevra Mandolini. E poi Capitan Gigli scivola ma non riesce, scivola Guizzo, uno dei pochi errori, ammesso che di errore possiamo parlare di questa partita praticamente perfetta per la ragazza veneta. Veneto che sta per mandare in campo Ambra Storgato, 22esimo minuto del secondo tempo. Storgato entra al posto di, ecco, sta uscendo in questo momento il numero 18 al posto di Vernocchi, il laterale di destro. Buona la sua prestazione, sempre molto presente, quindi ruolo per ruolo. Il terzino destro Ambra Storgato sostituisce Giulia Vernocchi. Quarta entrata dopo Crepaldi, Ianiello e Tassinati. Ora c'è un calcio di punizione in favore delle Marche, che insomma deve inventarsi qualcosa per provare a riaprire la partita. Fino a questo momento in pressoché totale controllo da parte delle ragazze venete. Le atlete di Carlo Marinaro sono andate in gol per la seconda volta in questo secondo tempo. Ora c'è una parata, c'è una collisione tra il portiere Gangi, che si fa male, e l'attaccante, non è Gentile, no, credo sia Canestrari, l'atleta delle Marche, a essersi fatta male
entrambe a terra nel cuore dell'area di rigore del Veneto. Il portiere della formazione granata è Canestrari, il numero 6 della formazione blu delle Marche. E ne approfittiamo per ricordarvi il risultato di 2-0 fissato dalle reti al 33esimo del primo tempo di Sartori e al terzo della ripresa di Crepaldi, che proprio la Sartori ha rilevato. Ricordiamo il Veneto ha vinto tutti e due gli impegni, 2 non 3 perché ha giocato nel girone A3, il girone D senza il Molise. Vittoria sulla Sardegna per 7-1, sul Friuli per 3-1. Esce proprio Canestrari, al suo posto il numero 18 Moretti. Va ad assumere la posizione di attaccante a fianco di Gentile, di Irene Gentile. Rebecca Moretti, classe 2009, ne compirà 17 anni a luglio. E siamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Ricordiamo che le partite del calcio femminile si disputano sulla distanza di 40 minuti per tempo. In caso di parità, francamente sarebbe una scommessa il risultato di parità tra Veneto e Marche, vista la superiorità anche in questo secondo tempo un po' più equilibrato. Infatti prova a sfondare Della Chiara. Gentile, seguiamo questa chance, c'è il liscio in area di rigore di Pasquali, uno dei primi errori, forse il primo errore da parte di Sofia Pasquali, difensore centrale insieme a Pittarello, a Elisa Pittarello. Comunque non ci sono stati grossi problemi per Gangi, che seppur reduce dallo scontro con Canestrari ha dimostrato di essersi rimessa perfettamente e ha intercettato il cross pur dopo l'errore nell'intervento, nella misura dell'intervento da parte del suo difensore. La partita ora si sviluppa con azioni molto frammentate, c'è molta pressione. Tassinati ha più fiato naturalmente e prova a fare pressing sulle portatrici di palle, quindi a mettere in difficoltà le ragazze marchigiane. Il rinvio di Fabozzi, il colpo di testa di Gigli, ma intercetta ancora il Veneto con Barison. Daniel Barison tenta il dai e vai con Daniel, non ci riesce, ma ancora Veneto in possesso palla con Ambra Storgato. Prova l'assist per Crepaldi, ma il movimento di Federica Crepaldi era verso l'esterno, la palla era invece, il tentativo di servizio di assist era per vie centrali. Nulla da fare per questa iniziativa offensiva del Veneto. Prova a ripartire ma con molta difficoltà Baldassarini sull'altro lato. Sofia Polenta, quinta sostituzione alle viste per il Veneto con Emma Poggi. Delle foglie viene a registrare l'uscita di Elisa Pittarello. E l'ingresso in campo di
Emma Poggi. Direi molto positiva la prova di Pittarello insieme a Pasquali, al netto dell'errore di cui vi abbiamo parlato poco fa da parte del numero 9 che è rimasta in campo. Hanno chiuso ogni varco ai tentativi di Gentile e compagne, che solo in un paio di circostanze nella ripresa si sono rese pericolose. Alle viste un'altra sostituzione, Aurora Elia sta per entrare per le Marche, ancora Pasquali chiude molto bene. Barison per Daniel che vede Guizzo, anzi sente Guizzo sulla sua sinistra. Peccato per il Veneto, la palla è un po' troppo profonda. Aurora Elia va a sostituire l'attaccante Irene Gentile, 30° del secondo tempo. A centrocampo si piazza Aurora Elia, più in avanti scala Giorgia Fabozzi che ora fa coppia con Rebecca Moretti come attaccanti di riferimento della formazione delle Marche, che però non sembra in grado, almeno finora, mancano 10 minuti al termine degli 80, non sembra in grado di mettere in difficoltà tale dal Veneto che la formazione granata possa temere di essere raggiunta dagli avversari. Ricordiamo alle 16:30 l'altra partita, Friuli Calabria con il Friuli detentore del titolo juniores, e quindi si apriranno i quarti di finale per il torneo inevitabilmente, dobbiamo dirlo, più importante, quello della Under 19 di questo torneo delle regioni, di per sé la manifestazione più importante, la kermesse di riferimento del calcio giovanile e dilettantistico della Lega Nazionale Dilettanti. Questa 62esima edizione la sta organizzando la Puglia e torna il Regioni in Puglia dopo 38 anni. Puglia che non ha una grandissima tradizione per questa manifestazione. Molte delusioni, alcuni secondi posti, alcune finali perse, 7 solo le edizioni tra le 4 categorie. Molto meglio 4 le vittorie invece nel calcio a 5, con anche lì delusioni cocenti, ma c'è stato addirittura un doblete da parte dei futsalistas maschi e femmine, se non ricordo male nel Lazio. Ma torniamo a questa partita, a Veneto Marche, che abbiamo l'impressione possa in qualche modo già aver detto tutto, già aver scritto la propria storia. Ancora il Veneto che tiene molto lontana dalla propria area le Marche, questo per la formazione granata è una cosa buona. Mandolini prova a innescare la corsa di Elia, ma è ancora il Veneto in avanti, non riesce ad intervenire Bartocci, un altro dei nuovi ingressi nelle file delle Marche, che hanno finora sostituito 4 atlete in campo. Riparte Crepaldi, autrice del secondo gol, e vi ricordiamo infatti che al 34esimo, ormai ci siamo, del secondo tempo, il Veneto conduce per 2-0 sulle Marche, gol di Sartori e di Crepaldi nel primo tempo e nel secondo, e la Crepaldi ha sostituito proprio la Sartori in avvio di ripresa e si è presentato approfittando, diciamo, di un errore di palleggio da parte del portiere Borghiani, che comunque ha compiuto alcuni interventi notevoli, un paio dei quali davvero
straordinari per la categoria, per il contesto e per il livello qualitativo delle atlete che si stanno battendo qui nel torneo delle regioni categoria femminile. Se la cava bene Giacomini, ma la palla viene inevitabilmente respinta, inesorabilmente respinta dalla difesa del Veneto. Ora la stessa Giacomini commette fallo sul playmaker del Veneto, Daniel. Ancora una corsa da parte di Guizzo. Daniel, Guizzo al suo fianco, Daniel prova ad innescare Barison, non ci riesce. Ed ecco l'iniziativa delle Marche, ma sono 2 contro 4, se la cava Baldassarini, prova a lanciare Moretti, non ci riesce, fa buona guardia uno dei nuovi entrati, Storgato. Ancora Guizzo, ancora fiato, ancora forza nelle gambe e la parata da parte di Borghiati sul tiro cross, anzi più un cross che un tiro da parte di Guizzo. Davvero notevole l'atleta veneta con la maglia numero 6, che a questo punto insomma possiamo anche annoverare come migliore in campo, quantomeno a giudizio di chi vi parla. Altro cambio per le Marche, esce il numero 10 Fabozzi, al suo posto entra il numero 19 Omaima Nefzi. 36esimo minuto del secondo tempo. Omaima Nefzi, classe 2007. C'è il portiere, il secondo portiere delle Marche, che è classe 2010, compirà 16 anni a giugno prossimo ed è la più giovane tra le 40 atlete che fanno parte dell'organico delle 2 formazioni. Tra le altre più giovani con circa 17 anni, più o meno 17 anni, anzi 17 anni le ha compiute ieri, auguri ad Asia Bartocci, 31 marzo del 2009. Gioca con la Jesina Aurora. E invece, come avevo detto, Alice Guizzo, che è classe 2005, gioca con la Women Calcio Padova. Women Calcio Padova che ha arricchito l'organico a disposizione di Carlo Muraro con ben 10 atlete, fra cui anche Barison, anche Sofia Daniel, anche Sofia Pasquali, il portiere Chiara Gangi, insomma è la colonna vertebrale di questa squadra, anzi di questa rappresentativa, la Women Calcio Padova. Della Chiara prova a lottare Baldassarini, non ce la fa. Il lancio in avanti di Marchesin, altra atleta molto brava, e salva ora molto tempestivamente Asia Bartocci. Finisce molto alta la palla colpita. Reclama il pallone delle foglie. La palla colpita da Crepaldi è finita, anzi da Barison, è finita molto alta sulla traversa della porta difesa da Borghiani.
Buona l'iniziativa delle Marche, ma la palla di Bartocci non viene intercettata da Baldassarini. Poteva essere un momento importante nella povera storia offensiva di questa partita della rappresentativa marchigiana. Pochi secondi al termine dei tempi, allo scadere dei tempi regolamentari, vediamo se l'arbitro concederà un po' di recupero. Sicuramente ci sono state diverse sostituzioni e un paio di interruzioni per infortunio delle giocatrici, tra queste quello di Sofia Daniel, giovanissima fra l'altro, il regista, il metronomo del Veneto con classe 2008, anche come abbiamo detto prima, della Women Calcio Padova. Friuli che, ormai possiamo dirlo, ha un piede e mezzo, forse qualcosa in più, nelle semifinali. Incontrerà una tra Lombardia e Umbria, che si stanno battendo a Noci domani pomeriggio, alla stessa ora, alle ore 14, per la semifinale che mette in palio un posto nella finalissima. Mentre vediamo ancora le Marche, l'iniziativa è di Giacomini, sicuramente molto più propositiva. Giacomini si libera dall'avversario in area di rigore, non riesce a liberarsi definitivamente. C'è un calcio di punizione, mi pare, fischiato da Delle Foglie, che controlla il cronometro. 41 minuti e qualche spicciolo. A meno che non abbiamo visto l'indicazione del recupero da parte di Raffaele Delle Foglie, arbitro della sezione di Bari. Della Chiara respinge, ma Daniel dimostra di essersi subito ripresa. Polenta verso la nuova entrata Nefzi. Palla in avanti per Baldassarini. Calcio d'angolo, no, fallo di fondo. Controlla ancora il cronometro Delle Foglie, non sappiamo se per fischiare 3 volte o per concedere il recupero, ma al nostro cronometro siamo a 42 minuti, quindi probabilmente il recupero è stato concesso. Continua a piovere con insistenza, seppur la pioggia non è molto fitta, ma il cielo è cupo, le nuvole sono molto pesanti, molto opprimenti per questa primavera che è arrivata con il colpo di coda dell'inverno, con questa area artica proveniente in modo particolare, così sembra almeno, dalla Norvegia. Sicuro l'intervento di Gangi, Chiara Gangi, il portiere del Veneto. Ecco il rinvio. Dai che è finita, dice un sostenitore della formazione veneta. Spinge ancora Poggi, non riesce però a concretizzare l'azione. Conquista la palla ancora Giacomini e il lancio in avanti per Moretti. Vediamo questa iniziativa che potrebbe essere tra le ultime possibilità per le Marche di riaprire il match, seppure siamo proprio ai titoli di coda. Niente da fare. No, eccola. Baldassarini si libera di un paio di avversari, ma corre troppo per linee orizzontali, ed ora c'è il contropiede di Guizzo. Indica la via del gol Poggi, ma Guizzo tenta di mettersi in proprio, si libera dell'avversario in diagonale, il gran tiro, il gol! E conclude con il suo sigillo la prova davvero
straordinaria Alice Guizzo, che al 44esimo segna il terzo gol per il Veneto, e l'atleta patavina ha subito dimostrato di volersi mettere in proprio, ha calciato violentemente da posizione decentrata da sinistra e non ha lasciato scampo, questa volta non poteva assolutamente nulla a Borghiani, e si riprende mentre si gioca il 45esimo, gli ultimi secondi, e il triplice fischio di Raffaele Delle Foglie sancisce il successo del Veneto sulle Marche per 3-0. I gol segnati nel primo tempo al 33esimo da Sartori con un colpo di testa su azione di corner. Al terzo minuto della ripresa Crepaldi, che era entrata in campo al posto proprio della Sartori, ha approfittato di un errore di Borghiani, ha depositato la palla in rete a porta sguarnita, ed ora al 44esimo, praticamente negli ultimi istanti del recupero, Alice Guizzo ha coronato la sua splendida prova con un'azione personale sulla sinistra dell'area di rigore. Ha calciato forte e chiaro, la palla è entrata in porta a sinistra del portiere Borghiani, che ora viene complimentata dai suoi, anzi credo che sia proprio dai dirigenti del Veneto, perché Borghiani, al netto dell'errore commesso, è stata davvero tra le migliori della sua squadra, che nulla ha potuto contro la superiorità dei Granata del Veneto, che ora si mettono in posa per la foto di rito al termine di questa partita. Saranno di nuovo in campo domani sempre alle 14 per affrontare una tra Lombardia e Umbria, che stanno per concludere o hanno già concluso la loro prova a Noci per la semifinale, quindi per guadagnarsi il posto in finale di venerdì 3 aprile, dopodomani, a Francavilla Fontana, dove si giocheranno le 4 finali del 62esimo torneo delle regioni. Continua a piovere qui a Putignano. Ricordiamo ancora una volta che il Veneto ha battuto le Marche per 3-0 nella semifinale in uno dei quarti di finale del torneo femminile, con i gol di Sartori, di Crepaldi e di Guizzo. Ora proveremo ad ascoltare i due commissari tecnici delle squadre, da Lorenzo Angiuli, che ha curato la parte tecnica e le immagini, e da Vito Pricigallo. A risentirci a fra poco per il secondo incontro, quello per il torneo juniores fra Friuli e Calabria, qui al Torino 49 di Putignano.